perché voglio ricordarvi che il Legnago Salus nasce dalla fusione del Legnago e del Salus. Siamo qui nella piazzetta di Don Walter Soave, che è stato uno dei sacerdoti che ha fatto nascere il Salus e gestito per tanti anni il Salus. Quindi abbiamo pensato, proprio per aprire nel migliore dei modi la nostra stagione, di invitare qui a darci, diciamo così, la sua benedizione e il nostro ad iniziare questa stagione sportiva per noi molto importante e significativa, Don Diego della parrocchia di Legnago. Prego, Don Diego. Voi ci state dando una mano a formare gli adulti di domani. Insegnate ai nostri ragazzi e ai nostri giovani a giocare sul campo di calcio, ma anche a giocare sul campo della vita, dove le regole del sacrificio, della solidarietà, del gioco di squadra, dell'accettare la sconfitta sono regole che valgono per il gioco dello sport, ma anche tutti gli adulti, no? Mi sembra giusto. Riccardo Italiano, 16 anni, sono centrocampista centrale. Keeper Sorin, 17 anni, esterno destro. Evi Erit di Mister Maurizio Paggiora. Un applauso. Preparatore atletico Professor Stefano Vivaldi. Preparatore dei portieri, che non c'è, Elia Soave. Dirigente accompagnatore, dov'è il capitano? Eccolo qua, fa tu gli onori di casa. Gabriele Corso e faccio il centrocampista. Scalzotto Alberto, 16 anni, centrocampista. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other. Dainese Mattia, 11 anni, gioca dappertutto. Davide Pozzato, 11. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Yes, please. Perfetto, scusami, tu sei? Come niente, come si chiama? Manuel Buorin, dimmelo dai. Manuel Ola. Tu ti chiami? Nicolò Borin. È tuo fratello? Ah, ecco. Tu ti chiami? Giovanni Scarpato. Ole, tu ti chiami? Dico da Codice. Francesco Sandrini. Prova a ridere. Prova a ridere. Tu ti chiami? Giulio Furlani. E tu? Dion. E dopo? Pompato. Ole. Tu ti chiami? Grazie a te. No, buon proseguimento. State qua anche voi con noi, dai, state qua. È tutta una famiglia, ragazzi, è tutta una famiglia. Allora, passiamo ai più grandi, a quelli che hanno la responsabilità, l'onere e il piacere di essere modelli per tutti i nostri ragazzini che avete visto. Allora, intanto chiamiamo lo staff tecnico, Andrea Orecchia, il nostro mister in prima, Loro Mario, allenatore in seconda, e Tobaldini Emanuele. Poi Nagliato Antonio, nostro direttore sportivo, Marostica Marco, dirigente accompagnatore, Frattini Alberto, dirigente accompagnatore e responsabile marketing, Tecchiato Giuseppe, nostro segretario. Poi bene, lo staff medico-sanitario, dottor Roberto Sandrini, Massimo
Gianmarino e Marco Bruscagin, il nostro massimo fisioterapisti che non è arrivato. Allora, i nostri ragazzi della prima squadra che poi si presenteranno uno a uno qui. Forza! Anzi, chiamo io, così meno vi vedono tutti.